Undicesima giornata della Serie A femminile di futsal passa dalla Pala 7 Infinity di Gorgonzola, dove Kickoff e Città di Capena sono quasi pronte a iniziare quello che è un match fondamentale per la Kickoff, che in un buonissimo momento di forma cerca la sesta vittoria in 10 partite. Per il Capena una sfida spartiacque, visto che la formazione del duo Chiesa-Schindler ha conquistato 3 vittorie e 3 sconfitte. Buon pomeriggio e buon divertimento da Peppe Di Giovanni. Squadre schierate in mezzo al campo, ovviamente vi ricordo la diretta PMG Sport Futsal, gli applausi delle giocatrici in campo, l'arbitro della sfida il signor Alessandro Botta di Biella, secondo arbitro Bartolomeo Santarpina di Castellammare di Stabia, Luca Riondino di Varese al crono. Il Città di Capena con individualità importanti come quelle di Neca, 5 gol in campionato per lei. Bea Martin, un altro asso nella manica, c'è Furman, c'è Nori, Benvenuto, Agnello D'Amelia, Macchiarella, Castagnaro che è il portiere e Paccolini per la formazione laziale. Per la Kickoff ci sono ovviamente le solite note, lista composta da Pomposelli, Bobo, Privitera, Bertè, Sabatino, Vanin, Giana, Bettioli, Irene Franco, Plevano, Elpidio e Mannucci. Questa partita che doveva giocarsi tanti mesi fa, la gara d'andata ovviamente si è giocata soltanto un mese fa, il 23 dicembre, finì 1-0 per la Kickoff con il gol di Arianna Pomposelli, una Kickoff che sfruttò molto poco le occasioni e le premesse da gol create nel corso di quella partita. Ovviamente vi ricordo, con la regia del nostro Alessandro Pentenè, siamo in diretta sulla pagina Facebook PMG Sport Futsal. Quasi tutto pronto per iniziare il match fra Kickoff e Capena. Neca, ex giocatrice della Ternana, una delle colonne in assoluto del futsal femminile, non solo di questa squadra del Capena. In campo Deborah Vanin con la fascia di capitano, ancora una volta per il terzo anno consecutivo fra le migliori 10 giocatrici del mondo. Primo pallone giocato dalla formazione del Capena con un quintetto con Castagnaro in porta, Bea Martin con il numero 8, Benvenuto con il 18, Neca ovviamente con la fascia da capitano e il numero 10 in campo. Pallone giocato dalla Città di Capena che perde il contatto con il pallone. Il quintetto formato da Neca numero 10, Furman numero 11, Benvenuto numero 18 e con il numero 8 Bea Martin davanti al portiere Castagnaro. Bertè, ora Vanin allarga su Bettioli. Si propone Adrieli Bertè, hanno iniziato Bettioli, Bertè e Giana e Vanin per la Kickoff di fronte a Irene Franco. Pallone verticale per Adrieli Bertè, se ne sta andando il primo minuto di gioco ed è 0-0 al Pala 7 Infinity di Gorgonzola. Io vi ricordo che prossima settimana doppio turno in casa per la Kickoff, saremo ancora qui per commentare Kickoff Pelletterie. Un doppio turno in casa da non fallire per la Kickoff, che in questo momento ha 19 punti in classifica, in un grappolo con altre squadre, ma la classifica ovviamente un po' monca visti alcuni rinvii causa Covid, la classifica che potrà essere chiarita fra qualche settimana. Manovra palla il Capena con Bea Martin, cerca di scambiare con Benvenuto, rimessa laterale per la formazione in maglia giallo arancio granata. Pallone giocato in verticale da Bea Martin che chiama un movimento più rapido a Forman. Ripartenza per la Kickoff con Vanin, dicevamo dei 5 gol di Neca, 3 quelli di Benvenuto. Classifica ovviamente monca anche per il Città di Capena, che ha avuto vari problemi di calendario e che ha iniziato la sua stagione un po' più lentamente rispetto agli altri.
Città di Capena che è appena alla 7ª partita stagionale. Capena che giocherà un turno infrasettimanale di recupero contro il Montesilvano, quindi sarà anche importante per Chiesa e Schindler gestire le forze della squadra in vista di quello che sarà un tour de force con tante partite da recuperare. Bettioli, Vanin cerca la verticale su Bertè, dall'altra parte Giana, calcia Bertè, un passaggio per Castagnaro che può far ripartire l'azione del Capena in verticale, imprendibile. Questo pallone per Bea Martin che fa segno alla compagna di effettuare un passaggio più facile da gestire e meno profondo. Bettioli, c'è Vanin, ancora Bettioli, lascia lì Ejana, quasi zona tiro, a largo su Bertè, ancora Ejana. Dentro per Deborah Vanin, il pallone in possesso della 10, adesso a Bettioli. Bettioli a largo su Ejana, si propone Vanin, insiste Ejana prende la corsia, viene fermata e scortata in fallo laterale dall'intervento di Furman. 2 minuti 51 secondi, 0-0, ancora nessuna emozione qui a Gorgonzola fra Kickoff e Capena. Rimessa laterale per Brenda Bettioli, lascia lì a Vanin, propone il cross, o meglio il tiro cross verso la porta, ripartenza del Capena che non si concretizza. La chiusura della giocatrice sarda Jessica Ejana che va non a ottenere il fallo laterale, secondo l'arbitro. Fallo laterale per il Capena, lo va a battere Benvenuto. Circolazione palla per il Capena, che poi va a ottenere un fallo laterale sulla pressione di Deborah Vanin. Rimessa laterale per il Città di Capena che ricomincerà da capo coinvolgendo Serena Benvenuto. L'ex Lazio si appoggia su Castagnaro, il rinvio di Castagnaro raccolto da Bertè, il rilancio su Bettioli, il controllo di Brenda Bettioli, si muove Bertè, fallo su Bettioli e calcio di punizione. Come si mettono? Le indicazioni da parte di Mennini in panchina, guardate come si mettono per capire il posizionamento della barriera, sfruttare al meglio questo calcio di punizione per la Kickoff. 3 minuti e 17 nel corso del primo tempo ed è sempre risultato di 0-0. Vanin prepara il tiro, poi fa filtrare per Bettioli, prova a uscire con la transizione di Bea Martin. Il Capena spazza via per evitare problemi Irene Franco che butta la palla in tribune ovviamente semivuote alla Pala 7 Infinity per la situazione che ovviamente già conosciamo. Movimento sulla panchina della Kickoff con Elpidio e Pomposelli che si stanno scaldando. Pallone giocato sull'out di sinistra dal Capena che batte un fallo laterale, servita a Benvenuto, incrocia bene Neca, ancora Benvenuto, nuovamente Neca, la qualità, la classe, il sinistro della numero 10, all'indietro su Castagnaro, il lancio in profondità, l'uscita con i pugni di Irene Franco che va a sventare questo tentativo di assist. Allora rimessa laterale in zona d'attacco per il Capena. Neca prova a evitare Gianna, calcia in porta, una deviazione, interviene molto bene Irene Franco che ricomincia da capo da Adrieli Bertè. Con calma Bertè può guidare la transizione e Gianna lascia sul posto l'avversaria, duetta con Bertè che va a calciare in porta, mette sul fondo. 4 minuti e 12 secondi ci ha provato Adrieli Bertè da posizione non troppo comoda, ha provato a forzare la conclusione, ha fatto bene perché c'era lo spazio seppur da posizione defilata. Salutiamo storica colonna della Kickoff Monica Haz che ci sta seguendo insieme a tanti altri appassionati di futsal. Questo ovviamente ci fa grande piacere. Pallone che termina direttamente in
Fallo laterale, ci chiede Daniele chi è la favorita. Beh, insomma, il pronostico è dalla parte della Kickoff, però insomma il Capena ha sicuramente delle giocatrici di qualità. L'intervento difensivo di Bettioli che serve Vanin, palo incredibile di Vanin che aveva fatto una solita genialata a eludere l'intervento di Castagnaro, suolata di Vanin e palla che termina sul palo. Ci prova ancora la Kickoff con una conclusione di Bertè, sventata direttamente in calcio d'angolo. Prova a intensificare la pressione la squadra di Riccardo Russo. Ancora tiro da fuori da parte di Vanini, il pallone che termina largo. Pallone gestito in direzione Bea Martin, ancora giocato all'indietro, riparcheggiata la sfera su Castagnaro che va a lanciare lungo, la protezione di Irene Franco che lascia scorrere il pallone direttamente a fondo campo. Vanin, apertura su Adrieli Bertè, Bertè adesso per Aline Elpidio, cerca lo scambio con Bertè, non le riesce. Il pallone scodellato in profondità, intervengono bene i difensori della Kickoff. C'è Bettioli che cerca Bertè, Bertè ora per Vanin, l'apertura a sinistra per Elpidio, la suolata per Vanin. Vanin quasi in aria, Bertè vuole calciare, trova l'intervento del portiere, arriva Bettioli, sta diventando un assalto nonostante siamo ancora al 6° minuto di gioco, quello della Kickoff alla porta del Capena. Insiste ancora la squadra di Russo con Bertè che finge di andare da sola, sceglie Elpidio, si ricompatta la difesa della Capena che prova a far ripartire l'azione scatenando la velocità di Bea Martin. Pallone toccato poi in fallo laterale, rimessa per il Capena, lancio in profondità, l'uscita abbastanza comoda di Irene Franco, ora per Adrieli Bertè, si muove Elpidio, Elpidio ora per Bertè, cerca di servire nuovamente Pomposelli nello spazio, non ci riesce, ripartenza per il Città di Capena che prova a alzare il pallone, colpo di testa di Deborah Vanin che fa terminare il pallone direttamente in fallo laterale per il Capena già battuto. Ora Bea Martin sceglie il suggerimento a sinistra, attacca con i cambi la formazione del Capena, c'è Agnello servito dall'assist di Diletta Macchiarella. Non riesce però Agnello a entrare in possesso di palla, ripartenza per Bertè, molto chiusa la formazione di Schindler e Chiesa, Kickoff che cerca di inventarsi gli spazi, corner per Vanin, c'è il Pidio che attacca l'aria, mette il cross, bene Castagnaro senza alcuna difficoltà a far ricominciare l'azione del Capena, lancio nella zona presidiata da Irene Franco quando ci stiamo avvicinando alla metà esatta del primo tempo, risultato ancora inchiodato sullo 0-0, un palo da parte di Deborah Vanin, palo peraltro interno della giocatrice numero 10 della Kickoff. Vanin prova ad attaccare, cerca Pomposelli di scuotere la squadra, prova a calciare, contrata la sua conclusione, Vanin di esterno per Elpidio che prova il tacco, arriva Pomposelli che la mette sull'esterno della rete, occasione ghiottissima per la Kickoff, la porta era praticamente vuota, ci ha provato Pomposelli, c'è un altro tentativo di contropiede per la Kickoff che però si stronca sul nascere, altra buonissima opportunità per la formazione di Russo.
quando mancano 11 minuti e 56 secondi alla fine del primo tempo. Il rilancio, preda molto comoda di Irene Franco. Elpidio, Bettioli, Pomposelli, Vanin cerca di girarsi sul destro e calcia, doppia deviazione, si salva la kick-off che poi deve spazzare via con Agnello. Pallone giocato in profondità con il tentativo di colpo di testa Vanin al centro per Bettioli, che prova a deviare in porta, non le riesce la giocata, poi Elpidio prova a passare, la palla schizza nella zona di Irene Franco. Salutiamo ovviamente il presidente Alberto Lorenzin della kick-off, ci sta seguendo il tifosissimo Antonio Finotto, anche Manolo Perez Gavalda, salutiamo anche lui, tantissimi in diretta. Pagina Facebook PMG Sport Futsal, la casa del futsal italiano. Aline Elpidio prova a rientrare sul sinistro, resiste alla prima carica, scarica su Pomposelli. Pomposelli ora per Vanin, cerca un'idea Vanin, accompagna Elpidio, Vanin prova a cercare una conclusione che però non le riesce verso la porta. Visto l'intervento difensivo dei giocatori, delle giocatrici del Capena, palla giocata in profondità, uscita comoda da parte di Irene Franco, prova a ribaltare il fronte la kick-off con Aline Elpidio. Sceglie Bettioli, Bettioli vuole calciare, Castagnaro con qualche affanno va a deviare direttamente in calcio d'angolo. Palla indietro, Elpidio cerca Pomposelli, Pomposelli prova a girarsi, calcia col sinistro, l'intervento del portiere Castagnaro. Elpidio, ora Pomposelli, Pomposelli in surplus, vuole andarsene Pomposelli, scortata all'uscita, allora palla direttamente in out, fallo laterale per la kick-off. Elpidio carica il destro, ma non è lontanissimo dalla porta del Città di Capena. Chiama time out la panchina della formazione ospite sullo 0-0. Mancano 9 minuti e 39 alla fine del primo tempo, ci prendiamo un break anche noi.
il time out, tutto pronto per ricominciare dal fallo laterale per il Capena che ha abbastanza contenuto la kick-off, che però ha avuto due occasioni clamorose, il palo di Vanin e il tiro sull'esterno della rete da parte di Arianna Pomposelli. Cerca di reagire nella Capena che se ha un difetto in questo primo tempo è quello di non riuscire quasi mai ad alimentare l'azione offensiva. Ejana adesso per Elpidio prova a passare, va a ottenere il calcio d'angolo. Corner per la kick-off, a batterlo va Bettioli, fuori c'è Pomposelli, Bettioli alza tutto per Pomposelli che deve saggiamente ricominciare sul suo portiere Irene Franco. Ejana mette il pallone in fallo laterale sulla pressione da parte di Agnello sceglie Neca, arpiona Elpidio, vince però in seconda battuta il duello Neca, alimenta l'azione Forman che riparte da Castagnaro, il rinvio abbastanza sbilenco da parte del portiere esperto del Capena. Pomposelli, c'è Ejana, ancora Pomposelli a pettinare il pallone e a lasciarlo lì per Elpidio, sbaglia il passaggio Elpidio, palla che si spegne direttamente in fallo laterale. Da capo l'azione del Capena che cerca Neca prova a tenerlo, Forman, Agnello, Forman prova a tenere palla, cerca di sfidare Pomposelli, non le riesce lo spunto su Arianna Pomposelli. Rimessa laterale per il Capena quando mancano 8 minuti e 24 secondi alla fine di un primo tempo che non ci ha regalato tantissime emozioni, ma era chiaro il copione tattico della partita, con il Capena che si difendeva e la kick-off a fare la partita, cerca di calciare Bea Martin, trova la respinta del portiere Franco. C'è calcio d'angolo per il Capena. Neca cerca di girarsi, vuole calciare, trova l'intervento del portiere Bettioli. Ejana, Bettioli prova a tenerla, sceglie di mettere al centro il cross, intervento della difesa, calcio d'angolo per la kick-off, rientra Bertè al posto di Pomposelli, 7 minuti e 56 secondi dalla fine del primo tempo. Bertè sceglie Bettioli, nuovamente Adrieli Bertè, c'è Elpidio larga a destra, scelta Bettioli a sinistra, ancora Elpidio, Bettioli prova a passare, ci mette il piede Bea Martin, 7 minuti e 38 con il possesso palla per Irene Franco, a largo per Bettioli, la palla ha varcato la linea di fondo campo del fallo laterale, ovviamente rimessa laterale per il Capena. Battuto l'out a cercare Benvenuto, poi c'è il pallone gestito da Ejana che va via, Ejana mette al centro, intervento difensivo a chiudere di Benvenuto, battuto l'out per Bertè, calcia altissimo. Il rilancio di Castagnaro, cerca un pallone verticale ingestibile per le giocatrici offensive del Capena. Rientra Bettioli sul destro, forse un fallo su di lei, un solo fallo commesso dal Capena, 0 per la kick-off. Questo è un merito ovviamente della formazione ospite, quella di aver commesso un solo fallo. Bertè tiene palla, poi
la suolata per Vanin che cerca di rientrare, non riesce a sfruttare l'occasione, mentre c'è una giocatrice del Capena per terra. Si tratta di Bea Martin, che ha avuto la peggio nel contrasto precedente sul tiro di Vanin. Esce dal campo Neca ed entra con il numero 24, ancora una volta Macchiarella. Si è ripresa senza l'ingresso dello staff sanitario Bea Martin quando mancano 6 minuti e 45 secondi al termine di un primo tempo. Abbiamo già detto sicuramente non spettacolare, ma è il primo tempo che il Capena sta facendo fare alla kick-off, chiudendo praticamente ogni pertugio per le azioni offensive della formazione di Russo. Ejana mantiene il possesso del pallone, ancora Ejana si affida a Bertè, il tocco di suola per Jessica Ejana, fa proseguire per Bettioli, arriva Vanin, nuovamente Ejana, prova ad accelerare, la kick-off ne ha bisogno, Vanin in zona tiro, mette il cross, Ejana si allunga, non può arrivare ancora una volta su questo pallone, sta mancando l'ultimo passaggio per la kick-off. Bettioli, Bertè, ancora Vanin, Ejana, all'indietro ancora per Vanin, Bertè tocca proprio per Vanin che va a calciare ma non lo fa con la solita efficacia. Ripartenza per la kick-off, pallone giocato all'indietro dove Vanin può organizzare l'azione sfruttando Bettioli, ancora dentro per Vanin a tenerla per Ejana, Ejana non riesce a girare verso la porta. Intervento di Bertè ad anticipare Macchiarella, insiste Bertè, adesso Vanin, il suo ingresso quasi in aria, scambia con Ejana mette il tiro cross, pallone che finisce sul fondo. Giocata per Macchiarella, il pallone giocato all'indietro, poi Bertè lo recupera ancora con l'aiuto di Furman, il Capena, passaggio interlocutorio di Macchiarella, 4 minuti e 34 alla fine del primo tempo. Si è già schierato difensivamente l'assetto del Catena antisommossa, calcia, benvenuto, un tiro per evitare il recupero difensivo più che per messa al centro con il destro di Vanin, destro che termina alto. E allora ripartenza da capo da parte della formazione di Schindler e Chiesa, il passaggio per il taglio di Macchiarella che non può però arrivare sul pallone. Bettioli
Vanin va a pettinare il pallone. Vanin, Privitera si appoggia con Bettioli all'indietro su Bertè. Mamma mia, che difesa quella del Capena. Insiste Veronica Privitera, l'appoggia a sinistra su Vanin. Bettioli, tutto chiuso. La domanda è se il Capena riuscirà a mantenere questa attenzione difensiva per tutti i 40 minuti effettivi. Privitera ed è tutto chiuso. Vanin, zona tiro, cerca un'idea, non passa neanche questa la difesa di Serena Benvenuto. Incredibile l'assetto difensivo in questa gara della formazione del Capena. Ci dice Giulio, Capena sta difendendo bene, non dà spazio con un ritmo blando, unica azione degna di nota il palo. Spero che si alzi il ritmo, ma è chiaro che il copione tattico del Capena è quello di disinnescare le bocche di fuoco offensive della kick-off. 3 minuti e 18 alla fine di un primo tempo che veramente scorre via quasi come se fosse una partita di calcio senza particolari emozioni. Il futsal ci ha abituato a ben altro, lasciando stare i gol non ne abbiamo visto neanche uno, ma è proprio una partita estremamente difensiva dove il Capena con le sue armi sta rallentando una kick-off che non riesce ad alzare il ritmo. Bertè, Privitera, Vanin. Poi la gestione di Elpidio che subisce il fallo, calcio di punizione per la kick-off. Punizione per Vanin e Bertè. Vediamo cosa si inventano nella circostanza. La numero 10 è la numero 8. Parte Vanin, palla alta. Non sta colpendo con la mira giusta Vanin in questo pomeriggio. Cerca di ribaltare il fronte la formazione del Capena e non ci riesce. Bertè, tocca per Privitera, l'appoggio su Elpidio, ancora Elpidio allarga per Bertè. Vanin, Sceglialin Elpidio che prova a mettere il motorino in quarta marcia, prova a calciare Neca recuperando palla, trova l'intervento di Irene Franco. Ultimi 2 minuti e 2 secondi nel primo tempo, risultato inchiodato sullo 0-0 sacrosanto. Kick-off che poteva segnare in 2 occasioni, ma Capena veramente ancora una volta, lo diciamo, difensivamente incredibile. Neca sparacchia un pallone in avanti, palla che finisce in out, rimessa laterale per la kick-off, la va a battere Alin Elpidio quando mancano 104 secondi alla fine di questo primo tempo. Bertè, Elpidio, Vanin, Bertè, si muove Vanin, quasi al limite. Vanin vuole andare forse di tacco per Elpidio, pensa più volte alla conclusione, non c'è nessuno spazio come sempre e ancora una volta Benvenuto va a chiudere. Privitera, allargo Bertè. Insiste Bertè, ora Elpidio, controllo di Elpidio, Elpidio insiste, prende campo, mette il cross, una deviazione e pallone direttamente in calcio d'angolo. Corner per la kick-off, destro di Privitera con deviazione, altro calcio d'angolo quando manca 1 minuto esatto alla fine del primo tempo. Pallone giocato indietro su Bertè che calcia, vola Castagnaro che mette in corner dall'altro lato sinistro del fronte offensivo della kick-off.
battuto l'out su Vanin finge di andare, poi tocca per Bertè, apertura per Elpidio, adesso Privitera, nuovamente Bertè per Vanin, controllo, Vanin surplus, andrà sul destro ma non c'è come sempre spazio, chiusa in 6 metri la difesa del Capena. Vanin aveva trovato lo spunto, cerca poi Alin Elpidio, anzi cerca la conclusione con Alin Elpidio che era libera, non viene servita e il Capena incredibilmente sul ribaltamento di fronte passa in vantaggio. Neca sceglie Bea Martin che trova il gol totalmente in solitaria dell'1-0. Capena in vantaggio praticamente al primo vero tiro in porta, incredibile. Il gol di Bea Martin. È una partita già difficile, diventa complicatissima per la kick-off. 30 secondi alla fine del primo tempo, 0-1. Vanin insiste, sceglie Elpidio, sbaglia il tocco su Vanin. E questo è quello che può succedere in partite complicate. Occhio all'errore di Irene Franco, prova a calciare Bea Martin, addirittura vicino al raddoppio il Capena, 9 secondi dalla fine del primo tempo. Calcio d'angolo per il Capena, fuori per Bea Martin, ancora dentro per la gestione di Benvenuto. Prova a far sbucare il pallone, non ci riesce. Neca va a battere l'out. C'è Benvenuto in contro, c'è anche Agnello che va a ricevere. Agnello congela il possesso, una doccia fredda, il gol di Bea Martin all'ultimo minuto del primo tempo. Capena in vantaggio a Gorgonzola, partita chiusissima con grande difesa del Capena. 2 conclusioni, il palo di Vanin, l'esterno della rete di Pomposelli, poi il gol su assist di Neca di Bea Martin. Finisce 1-0 il primo tempo. Restate con noi, torniamo per la ripresa. Ben ritrovati dalla Pala 7 Infinity di Gorgonzola, dove è quasi tutto pronto per iniziare con il secondo tempo di kick-off Città di Capena. Match valido per l'11ª giornata del campionato di Serie A femminile di futsal. Kick-off pronta a battere l'inizio di questa ripresa. Un primo tempo molto complicato per le All Blacks. 2 palle gol, palo di Vanin, esterno alla rete di Pomposelli, quasi a porta vuota per il Capena. Al primo affondo il gol di Bea Martin, copione perfetto, difesa e transizioni in contropiede per il Capena, che sta venendo a capo di questa partita, anche se manca ovviamente tutto un tempo da giocare. Lancio di Neca, Bea Martin prova a gestire il pallone, evita la pressione di Bertè, si affida a Neca che lancia in profondità per Bea Martin. Irene Franco lascia sfilare ottenendo il fallo laterale. Fallo laterale gestito con Deborah Vanin. Allarga su Bertè. Bertè in zona cross, mette il tiro cross, intervento di Castagnaro. Bertè va a battere il corner quando siamo al 34esimo secondo di questo secondo tempo. Bertè va a mettere il cross fuori su Vanin. Vanin suolata per Bettioli, prova a uscire la formazione della Città di Capena, poi Vanin va a servire Bertè, ancora Bertè. Tiene il pallone vivo, lo scarica su Ejana, nuovamente Vanin, propone il tiro cross, non passa. Pallone giocato all'indietro su Bertè,
che prova a calciare, una deviazione della difesa, calcio d'angolo per la kick-off. Vanin sceglie Bettioli, prova la sponda, non le riesce, tutto chiuso, incredibile la fase difensiva della Capena. Bertè, controllo, Bertè, idea, all'interno Bertè, suolata, Bettioli, fermato. Rimessa laterale per il Capena, Benvenuto, poi ancora una ripartenza, insiste la squadra del Capena con l'1-2 fra Neca e Bea Martin che non arriva per centimetri alla conclusione. Gli applausi anche in tribuna dei dirigenti della Capena. Esce dalla forcing la kick-off, ora Bertè servita da Vanin, ancora Bertè, può innescare Ejana che viene incontro, Ejana e Neca insieme alla Ternana, tanti trofei per loro, insieme anche a Marco Schindler, incroci, corsi e ricorsi di questo kick-off Capena. Vanin tiene il pallone, c'è il controllo su di lei da parte di Neca, l'apertura per Bertè, sfida in 1 contro 1, Furman mette il cross, Bettioli prova una deviazione che non le riesce, l'urlo di Schindler in panchina, poi Neca si libera molto bene di Vanin, Vanin che torna su Neca, non c'è fallo sullo numero 10, si apre un po' il campo per la kick-off, ma è bravissima Bea Martin a chiudere Deborah Vanin, concedendole soltanto il fallo laterale. Bertè, Ejana a gestire palla, Ejana c'è il movimento di Bertè, Ejana la ignora, riparte da Bettioli, Bettioli calcia, una deviazione, palla in corner. Pomposelli, Vanin, gestione, pensa di andarsene, Vanin si mette in proprio, ricomincia da capo su Bettioli. Bettioli Bertè, controllo sbagliato. Lancio lungo, forse una spinta di Neca che poi va a calciare con il sinistro, si gioca, va di nuovo col destro, trova il corpo di Bertè, buona occasione potenziale per il Capena, cerca la ruleta. Neca, Bettioli va a lamentarsi con il secondo arbitro dicendo ha spinto, riferendosi all'avversaria. Vanin, Bertè, tiene palla Bertè, insiste ancora su Vanin, ora Pomposelli, ancora Deborah Vanin a gestire il pallone all'indietro su Brenda Bettioli, la finta di andare all'interno di Bettioli che sceglie nuovamente Pomposelli, palla in out per la kick-off. Out gestito su Pomposelli, ora Bertè su Vanin, Vanin va a gestire il pallone, ancora Vanin, Pomposelli, Bettioli, Bertè cerca di tenere palla, Bertè prova a combattere con l'avversaria, Pomposelli si autolancia, esce Castagnaro, fase difensiva veramente da fare vedere alle scuole futsal, quella di questo primo tempo e di questo inizio di secondo tempo per il Capena. 3 minuti e 50, sempre 1-0 per la formazione di Chiesa e Schindler. Palla in corner per la kick-off, giocata indietro su Vanin che calcia, Castagnaro non con grande stile ma con efficacia, esce Benvenuto ma si trascina il pallone direttamente in fallo laterale, rimessa kick-off. Ora Bettioli, idea per Vanin, adesso Pomposelli, altro controllo nuovamente Vanin, c'è il Pidio che si fa vedere, il Pidio sceglie bene Pomposelli, Pomposelli indietro per Vanin, la sua apertura per Bettioli, adesso Pomposelli in aria, si muove ancora Brenda Bettioli, Vanin sceglie il Pidio e il Pidio la porta, mette il cross basso. Parato da Castagnaro che fa ripartire Macchianella,
Macchiarella che non può mai arrivare su questo assist di Castagnaro. Concentrati sull'ogni movimento. Bettioli tiene palla, c'è il Pidio, ancora il Pidio, prova ad andarsene il Pidio, scarica su Vanin, Vanin per Pomposelli, adesso il Pidio, chiusa. Vanin va a battere l'out, a cercare il rimorchio, l'aiuto di Bettioli, resta il pallone nei pressi dell'area di rigore del Capena, lo gestisce Vanin, adesso Bettioli, Bettioli incontro, Bettioli viene Pomposelli, scarica sul Pidio, troppo incartata e farraginosa l'azione della kick-off, serie di suolate ma è tutto costantemente chiuso. Vanin. Ora Pomposelli propone il cross, deviazione, calcio d'angolo. Si conoscono perfettamente Pomposelli e Benvenuto, ovviamente anche loro ex compagni di tantissimi incroci di questa partita. Calcia Pomposelli alto sopra la traversa. Bea Martin alza il pallone, lo fa molto bene su Furman. Furman alleggerisce la pressione della kick-off, si appoggia indietro, poi il servizio per Benvenuto. Benvenuto dentro, lo scarico ancora per il tiro cross di Bea Martin, pallone che termina fuori dalla portata di tutte le giocatrici. Pomposelli. C'è Vanin, cercata, Vanin calcia male, Pomposelli rimpallo triplo doppio, uscita di Bea Martin, altro pallone che termina fra le braccia di Castagnaro, il rilancio di Castagnaro, trova Benvenuto, si lamentano i dirigenti del Capena forse per una presa fuori dall'area da parte di Irene Franco, si gioca secondo gli arbitri, allora Forman sceglie Bea Martin, break di Pomposelli e il Pidio, calcia Pomposelli, ignora il Pidio, ottiene una deviazione e il calcio d'angolo. Palla giocata indietro su Vanin, ora il Pidio. Nuovamente Vanin, Pomposelli e il Pidio. Pallone giocato a largo, non può arrivarci Vanin. Lancio in profondità a cercare Macchiarella che però non può mai agganciare questo pallone. 13 minuti 12 secondi alla fine della partita, kickoff ancora imbrigliata dalla difesa del Capena, incredibile il non concedere nulla della formazione di Schindler. Lancio lungo, Macchiarella, il controllo, c'è Bertè, fallo su Bertè di Macchiarella, probabilmente arriva il cartellino giallo, no, soltanto calcio di punizione per la kickoff. Siamo solo al primo fallo del secondo tempo, anche la gestione dei falli è stata perfetta. Pomposelli, surplus, cerca il destro dentro l'area, una deviazione col pallone che termina in calcio d'angolo. Battuto l'out su Elpidio, cerca e trova Pomposelli, la sponda di Pomposelli in una zona avara di Compagna. Allora fallo laterale per la formazione del Capena.
lancio lungo a cercare Nneka, che però non arriva sul pallone, vicini anche alla metà del secondo tempo, ai 3/4 di partita. Gestione Liberté che sceglie Ejana a largo su Pomposelli, poco movimento, Pomposelli la porta e scarica, Elpidio, controllo e idea, Ejana ancora all'indietro su Franco non la può riprendere, Pomposelli si impegna ma non evita il calcio d'angolo. Calcio d'angolo Capena. Giocato fuori il pallone per la numero 8 Bea Martin. Ripartenza ora del Capena con il lancio a cercare Nneka che protegge il pallone, ancora Nneka cerca un'idea, la trova toccando per Bea Martin, il suo destro è messo direttamente in calcio d'angolo. 11:45 alla fine della partita. Pallone giocato fuori, poi risporcato, calcio d'angolo a cercare ancora Benvenuto prova a tenerla, la chiude Aline Elpidio che non le consente di alimentare l'azione offensiva. Battuto l'out per il Capena, gioco all'indietro con il pallone messo al centro da Benvenuto, termina direttamente a fondo campo. 11 minuti e 32 alla fine, prova ad accelerare le operazioni da kick-off in una partita sempre più tattica che non è mai decollata sullo 0-0, giocata ugualmente rispetto ancora di più ovviamente con l'1-0. Il Capena si è abbassato, Ejana non c'è ancora uno spazio, Elpidio per te, Pomposelli stop, non bene, Pomposelli altra ricamata al pallone, Ejana, Pomposelli a cercare un'idea, raddoppio, triplicata, Pomposelli se l'è inventata, Ejana la mette sul fondo, super giocata di Pomposelli, c'è stata una deviazione e calcio d'angolo per la kick-off. Cercata ancora Pomposelli che la fa sfilare, prima bravissima Arianna Pomposelli in 1 contro 2 a liberarsi delle avversarie. Non è giocato nella zona di Ejana che non riesce a controllare il pallone che termina direttamente in fallo laterale, rimessa per il Capena. Agnello si è appoggiata all'indietro, l'intervento di Elpidio dentro per Ejana, non ci arriva nessuno. Bertè, surplus è destro, contratto. 10 minuti e 29 alla fine di una partita incredibile a livello difensivo del Capena. Prova a scardinare, a cercare di trovare la chiave della cassaforte difensiva del Capena alla kick-off. Vanin ancora rimpallata. Pomposelli, Vanin, controllo sul sinistro, Castagna. Vanin vuole alimentare l'azione, adesso comincia però a vacillare il fortino del Capena. Vanin in isolamento, altro sinistro dentro, conclusione ribattuta, Pomposelli raccoglie per Vanin, resta per Ejana, Castagnaro, miracolosa, occasione gigantesca per la kick-off. Battuto l'out, Vanin
C'è però fallo in attacco. Occasione incredibile per la kick-off con Ejan. Castagnaro far ripartire l'azione dal calcio di punizione, ultimi 9:46, una partita tra l'altro con moltissimo tempo effettivo, visto che praticamente da un'ora è iniziata e siamo già oltre la metà del secondo tempo, poche interruzioni. Pomposelli prova a tenerla, cerca Bertè va a calciare verso la porta, la mette alta sopra la traversa. 9:27 alla fine della partita, kickoff che continua a sbattere sul muro eretto dalla difesa di Schindler e Chiesa, perfetta del Capena. Macchiarella, poi pallone indietro, gestione di Vanin a sbattere sulle avversarie. Macchiarella si gioca con le 8 di movimento nello spazio di 8 metri. Chiude Macchiarella, c'è ancora Vanin che va a strappare il pallone alla 24, la tiene viva per Pomposelli, si apre uno spazio, destro ribattuto ancora da una Bea Martin che sta giocando una partita senza alcun senso logico, fortissima dietro e anche segnata. Vanin. C'è il movimento di Pomposelli, Vanin in surplus, sceglie Bertè, può ottenere lo scambio, Vanin dialoga con Bertè, ora per Pomposelli, adesso per Vanin. Vanin sceglie il sinistro, traversa dopo il tocco di Castagnaro. Proteste perché Vanin voleva il gol. Incredibile. Castagnaro fa un miracolo, la palla tocca la parte interna della traversa e qui comincia veramente a esserci una grandissima dose di sfortuna. 2 legni per la kickoff, che è vero che non sta facendo una partita indimenticabile, però ha avuto 5 palle gol incredibili. Vanin, Pomposelli, ancora Vanin a toccare, Castagnaro prende anche questa. Ripartenza con Macchiarella, poi ancora Macchiarella, controllo sbagliato, Bettioli a proteggere per Irene Franco. Ultimi 8:18 della partita, attacca la kickoff. Gestione su Bettioli. Bettioli tiene il pallone, lo gira sul sinistro, chiude Benvenuto che la scorta all'uscita. Ancora difesa che tiene, quella della città di Capena. Il rilancio di Bea Martin a cercare Neca cerca di allungare il pallone che termina in out, time out, kick off per organizzare l'assalto finale, time out anche per noi. Riprende il gioco con la kick-off in possesso di palla, alla ricerca disperata del gol del 1-1. Vanin, verticale, Castagnaro a chiudere anche qui. Palla che termina in out con Bertè che va a battere, scelta Bettioli. Vanin sceglie l'interno, c'è Bettioli, ecco la servita. Bettioli, sinistro, ribattuto.
Vanin a raccogliere, c'è Pomposelli, Vanin pensa allo scambio, sceglie bene Bertè, buona giocata, ancora Vanin dentro per Pomposelli, cerca il tacco, non le riesce, uscita che non riesce neanche in questo caso al Capena. Passa Furman che ha gamba per andarsene, sbatte su Bettioli, se n'è andato un altro minuto, gli ultimi 7 prima della fine. Bettioli, Vanin, altro anticipo di Benvenuto, un'altra che ha giganteggiato, tunnel di Benvenuto, esce Franco che la chiude. Neca da centrocampo a calciare, di petto Pomposelli, ripartenza kickoff, si allungano le squadre, Benvenuto si prende anche questa di forza senza fallo, Furman di esterno, Bettioli la prende, arriva Bea Martin a sbattere, Benvenuto destro ribattuto, Pomposelli, calcione all'aria, ripartenza su Castagnaro, Benvenuto, che partita! Castagnaro, lunga per la sponda di Agnello, buona per Furman, deviazione di Bettioli, rimessa laterale per il Capena, 6 minuti e 29 alla fine, si muove Furman, chiede il pallone Neca sull'altro versante, Agnello è poi costretto a battere perché passano i secondi, sceglie la cosa più saggia, ossia ripartire da Castagnaro che addirittura calcia in porta e la mette ovviamente lontanissima rispetto allo specchio della porta difesa da Irene Franco. Fuori Elpidio, dentro Pomposelli, non c'è ancora il portiere di movimento per Russo. Bettioli sceglie Elpidio a largo per Bertè, fra poco probabilmente arriverà il portiere di movimento, il pallone per Vanin, 6 minuti e 5 alla fine, sinistro ribattuto, ripartenza di Furman che non trova la traccia orizzontale, la traccia verticale, chiude la kickoff, fallo netto di Neca su Bettioli, calcio di punizione. Calcio di punizione per la kickoff. Punizione per Vanin. Vediamo se va direttamente in porta Deborah Vanin. Bertè, tocca proprio per Vanin, è uno schema, Bertè! Il duetto Bertè-Vanin, è la donna del momento, Adrieli Bertè, fa 1-1. Il pareggio della kickoff fondamentale con Bertè, gol importantissimo per la formazione di Riccardo Russo che ne aveva bisogno per cercare la vittoria nel rush finale. 5:51 alla fine. Kickoff che quasi vuole invadere la metà campo avversario prima del fischio per andare a fare il 2-1. Colpo di testa tentato da Bertè, non riuscito, c'è Vanin. Bello lo schema su punizione, un po' impreparata stavolta la difesa del Capena, che però è stata perfetta per tutta la partita. Elpidio, Bettioli, si muove Vanin, la controlla e scarica, Castagnaro in calcio d'angolo, adesso probabilmente si giocherà una porta sola, Schindler è impazzito in panchina, Bettioli la mette sul sinistro, la fa scorrere su Bertè, ora su Vanin, sovrappone Bertè, Vanin 1 contro 2 in isolamento, non c'è spazio, suolata per Bettioli, ancora Neca a deviare, out per la kickoff. Pallone terminato in out per la formazione di Riccardo Russo che prova a innescare il destro di Bertè, destro che finisce ampiamente alto sopra la traversa. Il rinvio lungo a cercare Neca che prova ad alzare la gamba, non trova il pallone. E allora ricomincia l'azione della kickoff con Bertè. Bertè può scegliere Bettioli o scegliere Elpidio. Adesso Vanin, surplus, Vanin aspetta, rientra, Vanin insiste, Vanin la tiene, suona per Elpidio nuovamente Bertè. Bertè prova a tenerla, Bertè la mette sul destro, Bertè scivola via la possibilità di concludere. Vanin insiste, ultimi 5 della partita, Vanin se la porta sul destro, Bertè limite dell'area, Bertè scarica per Elpidio, altra chiusura di Bea Martin che è sudatissima, stanchissima ma è ancora lì a lottare.
Elpidio a tenere palla, a gestirla per Bettioli. Bettioli la mette sul destro, ora Vanin insiste, Vanin rientra, Vanin persiste con la sua azione, ancora Deborah Vanin. All'indietro per il suo portiere Franco, 4:22 alla fine della partita. Vanin se l'è inventato, ma come ha fatto in un secondo sul sinistro da 0-1 a 2-1? Rimonta completata per la kick-off che trova il punto del 2-1 con il suo capitano per la kick-off che ha ribaltato tutto. Bertè, benvenuto, adesso deve alzarsi il Capena, benvenuto, prova a tenerla, benvenuto, perde palla, ripartenza 3 contro 1, anzi 2 contro 1, Bertè tocca per ultima, rimessa Capena. Ultimi 4 minuti della partita, è cambiato tutto. Il rilancio di Agnello, occhio a Neca, stop di Neca, chiusa la raddoppio di Bettioli. Ora la kick-off che ha messo la partita sui binari più congeniali al suo futsal non può assolutamente subire il 2-2. Vediamo se Schindler mette il portiere di movimento. Ad attaccare l'area c'è Agnello, c'è anche Furman, il tocco fuori dove c'è Benvenuto, all'indietro sul suo portiere, Castagnaro lancia profondo, Franco con i pugni e Giana la tiene con un prodigio ma poi la perde sull'attacco di Neca. La rimessa è per la kick-off. Ultimi 221 secondi della partita che adesso sta vincendo la kick-off. E Giana e Vanin senza forzare. Bettioli, Bertè, ancora Vanin, prende la corsia su Agnello, la prende anche su Benvenuto, mette il cross, tocca per ultima, prova a giocare da terra con un'altra magia, ma sbatte sull'avversario. Benvenuto, Agnello, anticipo secco di Bettioli. Kick-off che ovviamente non è una squadra che per vocazione difende, è una squadra che difende quando ha il pallone fra i piedi, deve però ovviamente resistere in questi 3 minuti e 8 che mancano alla fine. Neca controlla, idea, tocco di Ejana, esce Bertè, gran palla per Ejana, campo spalancato, Ejana, Castagnaro tiene vive le speranze di pareggio del Capena. Neca, ora Benvenuto, ancora Neca, chiama palla Bea Martin, Neca pressata dall'altro numero 10 Vanin che recupera Bettioli, fuori per Vanin, Castagnaro quasi con la faccia, forse con la spalla, rimessa laterale per la kick-off, battuta adesso da Ejana. Bertè, Vanin, Agnello prova a ostacolare Vanin, tiene ancora il pallone alla kick-off, non c'è stata reazione del Capena. Bettioli cerca Ejana, Ejana prova a tenerla, Ejana prova a passare, Ejana finisce con il pallone lontano dal campo. Il campo è finito, 2:21 alla fine, 2-1 per la kick-off e ci godiamo questo finale. Bea Martin di esterno per Agnello, Castagnaro a fare la portiera di movimento, il rilancio è sicuramente non indimenticabile, la palla finisce in out, Schindler osserva il cronometro, forse pensa al portiere di movimento che secondo me sarebbe necessario per il Capena, almeno per stringere la kick-off all'interno della sua area di rigore. Il passaggio di Bertè è sbagliato e allora rimessa per il Capena, si gioca indietro con Bea Martin e Benvenuto. All'indietro su Castagnaro che lancia profondo, difficile il controllo per Macchiarella, Schindler chiama la marcatura su Bettioli. Ejana, Bertè ha alzato il pressing, ancora Bertè, Agnello su di lei. Rimessa laterale Capena, Macchiarella viene anticipato. Arriva Benvenuto sul pallone dentro agli ultimi 2 minuti della partita. Castagnaro la mette sul sinistro, rinvia, Elpidio va a chiudere, rimessa laterale per il Capena, palla vicina alla nostra postazione e ripartenza per Bea Martin
che può giocare profondo per Macchiarella. Macchiarella controlla, lo fa molto bene, si riappoggia a Benvenuto, esce a prenderla il Pidio, ancora il Pidio a pressare su Castagnaro. Il rilancio è un invito a cena per Irene Franco che controlla il pallone, lo gioca su Bertè. Ultimi 84 secondi di questa partita, molto tattica, non bellissima, ma che la Kickoff sta riuscendo a vincere in rimonta. C'è fallo e c'è calcio di punizione per la Kickoff, punizione che va a battere Deborah Vanin. Adesso per il Pidio, nuovamente Vanin, sceglie Giana e Giana Bettioli. Bettioli la vuole tenere, Bettioli insiste nel possesso di palla, scarica su Vanin, adesso è il Pidio, ora è Giana. E Giana a far passare secondi fondamentali, Vanin a tenerla. E il Pidio all'indietro su Vanin, fallo preziosissimo, punizione a 54 secondi dalla fine, quarto fallo Capena. Rinuncia al portiere di movimento Schindler, Bettioli e Giana a tenerla sull'attacco avversario, alla fine concede l'out alla Capena. Time out adesso, probabilmente ora, praticamente sugli ultimi due possessi. Il portiere di movimento per il Capena, piccolo break, poi ci immergiamo negli ultimi 45 secondi della partita. Battuto l'out, Castagnaro a partecipare all'azione, funge da portiere di movimento, occhio all'aggressione su Bea Martin. Bea Martin se la cava giocando per Furman, circondata Bertè, vuole tirare da centrocampo, la palla esce di nulla. Ancora il Capena con l'assalto di Bea Martin. Chiude Bettioli, ultimi 22 secondi di partita, è rimasta per terra Bea Martin che adesso si rialza. Castagnaro cerca Neca, c'è spazio, ora Bea Martin è deviato, arriva in spaccata e si prende anche un calcio Furman. I dirigenti del Capena reclamano un rigore che ovviamente non c'è perché il contrasto è a tiro effettuato, contrasto ovviamente fortuito sulla palla, si è fatta molto male credo Furman, che ha preso proprio un tacco in faccia. Furman con le mani sul volto. Furman ancora per terra, assistita dai sanitari del Capena. Preso proprio una scalciata di Irene Franco nel momento in cui Franco era uscita su Furman per andare a chiudere. Secondo il mio modesto parere non c'è il calcio di rigore semplicemente perché Furman va a calciare, Franco va a chiudere lo specchio, poi lo scontro è fortuito, ci sono state grandissime proteste anche da parte di Schindler. Un episodio che
ovviamente si consegnerà agli archivi della Moviola, episodio che potrete rivedere con gli highlights di questa sfida sulla pagina PMG Sport Futsal e anche ovviamente con le interviste che faremo a fine gara sulla pagina Kickoff Calcio a 5 femminile, per seguire tutti gli aggiornamenti sulla Kickoff grazie alla regia del nostro impeccabile maestro Alessandro Pentenè. Riparte la Kickoff con il rinvio di René Franco. Furman deve uscire dal campo visto che c'è stato l'ingresso dello staff sanitario. Esce Furman, entra Agnello, rientra anche Benvenuto. Praticamente uno degli ultimi possessi di palla, c'è però il momento dello spazzolone, non si riprende più il gioco alla pala 7 Infinity con Irene Franco che è pronta a rinviare. Ultimi 15 secondi, la Kickoff deve congelare il possesso. Franco sceglie Vanin alza il pallone sulla pressione di Neca e allora ci sono 9 secondi per buttare una preghiera per il Capena. Benvenuto, Schindler giustamente dice qualcuno che venga a prendersi la palla, arriva Bea Martin, servita da Benvenuto, ora per Neca, fuori molto male Ejana, prova a passare, non subisce fallo, ultimi 3 secondi, forse la deve buttare dentro il Capena, giocherà su Bea Martin sceglie Benvenuto che deve prendere il tiro, sceglie Neca, finisce qui, la Kickoff risolve in rimonta una partita complicatissima, era andata sullo 0-1 la squadra di Russo, l'ha vinta 2-1 con 2 gol in pochi minuti di Bertè e Vanin. Il Capena difende benissimo, stava trovando il colpo vittoria e poi è stato rimontato dalla Kickoff che da 0-1 ha chiuso 2-1 battendo la formazione ospite. È tutto da Gorgonzola, Kickoff batte Capena 2-1 con le reti di Vanin e Bertè che hanno rimontato lo 0-1 di Bea Martin, sale a 22 punti in classifica centrando la 6ª vittoria stagionale in 10 partite. Grazie da Peppe Di Giovanni, alla prossima.